Prima domenica di Quaresima, ai tempi del coronavirus, la diocesi di Venezia lancia un forte segnale con le campane delle chiese e dei campanili che suoneranno a distesa come segno pubblico e grido di speranza dell'intera comunità cristiana in un momento di particolare emergenza e di vita sociale ed ecclesiale così fortemente condizionata dall'epidemia. La messa domenicale verrà celebrata nella Basilica della Madonna della Salute alle 11 dal Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e come già accaduto mercoledì per la Messa delle Ceneri, Antenna 3 e Rete Veneta manderanno in onda in diretta la celebrazione liturgica. Io ringrazio Rete Veneta e Antenna 3 che ci consente di poter entrare a distanza in contatto e vivere insieme questo momento importante. Al termine della celebrazione, il Patriarca rivolgerà una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute e poi si rinnoverà a mezzogiorno in punto il suonare a distesa delle campane di tutta la diocesi. Un grido di speranza dunque che potrete seguire su Antenna 3 e Rete Veneta con la diretta che inizierà alle 10:30 per poi proseguire alle 11 con la trasmissione della Messa dalla Basilica della Salute.